Euroregione News. Torre Natisone, non solo valli di gusto. In un incontro con la stampa nella sede della comunità montana Torre Natisone, il GAL, gruppo di azione locale, ha fatto il punto delle attività svolte nell'ambito del piano di sviluppo locale 2007-2013, realizzato per l'80%. Su 65 domande di finanziamento in graduatoria, 42 sono state accolte. Tra le azioni realizzate, valli di gusto, tour enogastronomico dei prodotti tipici in 10 tappe associate a consolidati eventi di richiamo turistico, iniziativa che verrà riproposta anche nel prossimo PSL. Un bilancio positivo, quindi, considerate le vicende che hanno ritardato l'operatività del GAL, il presidente Mauro Veneto. Sì, il bilancio è sicuramente positivo. Diciamo che questa operazione del Torre Natisone GAL ha permesso di fare un itinerario proprio del territorio Valli Natisone dal punto di vista sia turistico che enogastronomico. Abbiamo cercato di fare sintesi attraverso questa azione, cercando di far comprendere tutte quelle che sono le potenzialità, le peculiarità di questo territorio, un territorio sicuramente ricco di tantissimi elementi dal punto di vista turistico. Il gruppo di azione locale, il GAL, in Europa ce ne sono circa 2700, è un soggetto giuridico riconosciuto dall'Unione Europea ed è necessario per la progettualità e per la gestione di finanziamenti al territorio. Nel prossimo piano di sviluppo locale, il GAL Torre Natisone, in armonia con il piano di sviluppo turistico, varato lo scorso anno dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in stretta collaborazione con l'Agenzia Turistica Regionale Turismo FVG, proseguirà nelle iniziative intraprese, seppure tra ritardi e difficoltà provocati anche da una burocrazia che assorbe l'80% delle energie del GAL. Una situazione, come ha precisato il direttore del GAL Guglielmo Favi, che lascia perplessi i più snelli GAL austriaci e perfino quelli veneti. Nel prossimo piano di sviluppo locale andranno replicate le azioni, puntando soprattutto a costituire reti di impresa, un più incisivo marketing territoriale. Andrà colmata la sostanziale assenza dal web, condividendo progetti, individuando le priorità, magari attraverso una conferenza permanente dei sindaci, perché le valli del Natisone e del Torre, da marginali, sono diventate centrali, ha detto il direttore dell'Agenzia Turismo FVG Michele Bregan, grazie alla grande varietà di risorse che possono esprimere. Un luogo incantato, una carta geografica medievale dove la montagna è dolce, fruibile alle famiglie, ha sottolineato il direttore Favi, e dove le risorse possono essere rese disponibili al turismo solo grazie all'organizzazione del territorio. E sempre in una cercata visione d'assieme, non meno importante il collegamento tra le valli e la città UNESCO Cividale, ma anche con la slovena Valle dell'Isonzo, uno dei temi che sarà affrontato nel convegno organizzato per il 12 giugno nel castello di Partistagno. Il presidente del GAL conferma la continuità delle azioni intraprese. Sì, certo, l'idea, l'intenzione nostra è di proseguire naturalmente nel prossimo piano con il percorso attuato da questo piano, dal piano quindi 2007-2013, puntando forse molto di più rispetto al passato proprio alla valorizzazione vera e propria del territorio, a quelle azioni di marketing territoriale che forse sono mancate e soprattutto a quella gestione, diciamo, di rete del territorio, che è importante e fondamentale per far comprendere nel suo insieme il territorio delle valli del Natisone e del Torre. Le valli del Natisone e del Torre sono veramente sulla strada giusta del riscatto da una storica marginalità e arretratezza che hanno dovuto subire o con la quale sono state dipinte? Sono stati fatti passi in avanti? Sicuramente dei passi in avanti sono stati fatti, ma ancora molto dal nostro punto di vista c'è da fare, e c'è da fare proprio dal punto di vista della messa in rete di tutto quello che questo territorio può e riesce ad offrire. Tanti sono stati i finanziamenti, sono importanti i finanziamenti che questo territorio ha goduto, e finanziamenti che hanno portato alla realizzazione e alla creazione di realtà territoriali importanti, alla valorizzazione delle stesse attività di carattere sia agricolo che agroturistico, che turistico nel senso più stretto. L'importante adesso in questa fase è, come dicevo prima, fare sinergia, fare rete, far comprendere il territorio nel suo insieme, che in questo momento invece è disunito e disomogeneo, forse per certi aspetti, e quindi bisogna farlo comprendere, far capire che il turista che viene nelle valli del Natisone e del Torre veramente può godere di un'offerta a 360 gradi. Avete ascoltato Euroregione News.